i presenti, ringrazio in particolare il Remo Lai, presidente dell'ANPI di Isili, Barbagia di Seul, non lo dico tutto perché non me lo ricordo mai, perché questa è la prima iniziativa. Allora, la sezione dell'ANPI di Isili e Barbagia di Seul si è aperta di fatto da qualche mese. È un fatto importante essere per noi presenti nei territori, perché il radicamento del territorio è anche un modo per studiare, per comunque favorire lo studio della storia di quello che è stato l'antifascismo in Italia e in Sardegna, e perché in Sardegna poi non c'è stato un vero antifascismo, ma perché tanti antifascisti tanti sardi sono stati antifascisti, hanno fatto la resistenza nel resto dell'Italia. Quindi questo è un momento importante per questa sezione, perché è la prima sezione, è la prima iniziativa che questa sezione svolge, e la svolge rispetto a una figura importante politica della storia della Sardegna, che è Luigi Covodi, che ha avuto incarichi consigliere regionale per tanti anni, sindaco di San Basilio, poi allora, comunque è stato consigliere regionale. Io l'ho conosciuto come consigliere regionale, l'ho conosciuto quando era consigliere, una volta sono stata anche molto maltrattata da lui, perché gli avevo chiesto, non mi ricordo, una sottoscrizione, e lui mi ha detto: sì, ma vai a fare la sottoscrizione con tutti gli altri, non chiedetele sempre a me le sottoscrizioni. E aveva perfettamente ragione, perché ma sai, io ancora ero molto ingenua rispetto a tutta una serie di meccanismi. Comunque io ringrazio l'occasione che abbiamo oggi della presentazione del suo libro scritto da Alberto Secci, perché ci racconta un pezzo di storia della Sardegna e un pezzo di storia delle politiche sarde, che credo che sia importante capire da dove siamo partiti e perché oggi ci troviamo in una situazione politica che è quella di oggi, e perché siamo stati in questi anni anche governati da una destra che non sempre è stata rispettosa del territorio sardo. Io questo libro le confesso di non averlo letto tutto, di averne lettucchiato alcune parti, però mi pare che questo libro, che la figura di Luigi Covodi politico sia una figura estremamente all'avanguardia rispetto ai tempi, perché ha posto sempre il problema dell'ambientalismo, il problema della difesa del territorio, la difesa del non sfruttamento anche stesso del territorio, ma soprattutto su quelle che sono state le politiche del lavoro. La legge 28, che è una legge fatta per la piccola e media impresa, credo che in qualche modo abbia dato i suoi frutti, perché mi ricordo che c'erano allora finanziamenti a fondo perduto che hanno permesso a molte aziende di poter in qualche modo usufruire di quei finanziamenti per arriccarsi, per ampliarsi, per essere competitive nel territorio. Quindi mi pare che questo sia un momento molto importante. Per quello che riguarda, poi vorrei tornare a quello che è l'ANPI quest'anno compie 80 anni, quindi ci sarà il 13 dicembre a Cagliari l'iniziativa per i festeggiamenti dell'80° anno dell'ANPI, e noi vogliamo continuare, sono 80 anni ma ci sentiamo ancora giovani, chiaramente non ci sono più i partigiani, non sono ormai per problemi anagrafici, non ci sono quasi più, però ci sono tanti giovani, ci sono tante persone che ancora credono che la memoria deve continuare a vivere il suo percorso, soprattutto in un lavoro che dovremmo continuare a fare con i giovani, quindi particolarmente il lavoro con le scuole. Su questo siamo fortemente impegnati in molte realtà. Spero che anche qui si riesca poi a coinvolgere i giovani in iniziative che ci portino alla memoria della resistenza e a sapere cosa è stato il ventennio fascista e cosa invece non dobbiamo tornare ad essere, tenendo conto della situazione di un governo di destra che ci sta in questo momento governando e che sta cercando in qualche modo di tornare indietro rispetto ai valori della Costituzione. Quindi io vi ringrazio di questa occasione, di questa iniziativa, e do subito la parola
a Anna Cristina Serra che coordinerà i lavori. Grazie per queste parole, per aver dato l'avvio a questi lavori, a questo incontro. Allora, volevo intanto dire che per fortuna sono fra amici e questo stempera un po', diciamo, l'emozione e anche la responsabilità di dover parlare stasera di una personalità immensa e luminosa come quella di Luigi Cogodi. Dico che sono particolarmente sostenuta perché potrà gli amici Renulai, che ringrazio, Luigi, ho ritrovato due carissime amiche, altrimenti sono qui presenti la consigliera regionale Paola Casula e la mia amica di sempre Tania Lai. Ci ritroviamo dopo tante lotte, anche noi, lotte anche personali, perché no, che però fanno parte della vita di ciascuno di noi. Io sarò brevissima perché dovrò fare la moderatrice, quindi non è che posso impiegare il tempo più di quello che danno gli altri per poter intervenire, ma prima di entrare nell'incontro con Luigi, non nel ricordo e neanche nella celebrazione, sono cose che a lui non piacevano, non piacciono neanche a noi, quindi oggi noi incontreremo Luigi vivo, il pensiero di Luigi che è sempre per noi, ritroveremo la sua ironia, la sua gioia, la sua forza e il suo esempio. Ecco, questo mi piace sottolinearlo, ma prima do volentieri la parola a Barbara Lacconi, che è la Presidente della Comunità Montana, e questo per saluto. Prego. Buonasera a tutti, io ringrazio l'ANPI, ringrazio Remo per avermi invitato a questo incontro che leggendo, perché il libro non l'ho letto, sono onesta, lo leggerò, però leggendo già la locandina di invito mi è parso di capire che in questa occasione tratteremo dei temi veramente attuali in una lettura di chi li ha già vissuti, di chi probabilmente ancora li vive insieme a noi e che ci potranno senz'altro dare un insegnamento, un aiuto in quello che poi noi viviamo tutti i giorni, un po' anche nel nostro ruolo. Quindi sono curiosa di sentire insomma questa presentazione, di sentire Luigi Cogodi, insomma, di sentire un po' quello che è stato questo vivere da rappresentante della regione e da rappresentante di tutta la comunità. Quindi grazie e saluti a tutti. Grazie Presidente Barbara Lacconi e entriamo invece nell'incontro. Ecco, un'altra cosa mi piace sottolineare, prima di dare la parola ai relatori, che nulla di quello che si dirà stasera, di chiunque di noi lo dica, può riportare esattamente la figura di Luigi Cogodi. Non possiamo farlo, semplicemente chi si inoltrerà nella lettura di questo libro, perché è successo anche a me, nel senso che abbiamo seguito le cose che Luigi ha fatto quando c'era, ma non è come vederle una dietro l'altra, ci rendiamo veramente conto di questo pensiero che continua ad operare, quindi nulla può essere esaustivo. E un'altra cosa, consentitemelo, però è chiaro che particolarmente orgogliosa di parlare delle origini di Luigi Cogodi. Luigi Cogodi è di San Basilio, e però non lo faccio solo perché ne vado orgogliosa, nel senso che condividiamo per fortuna il paese natale, ma perché lui da quelle origini ha tratto la forza per istruirsi,
agitarsi e organizzarsi. Vi ricorda qualche cosa? Istruitevi perché abbiamo bisogno della nostra intelligenza. Agitatevi perché abbiamo bisogno di tutto il nostro entusiasmo. E organizzatevi perché abbiamo bisogno di tutta la nostra forza, non ieri, oggi. Poi magari vediamo anche meglio come Luigi è stato anche, ahimè, profeta, perché riusciva ad arrivare prima di altri. Era un sognatore, è vero, era un sognatore che guardava il concreto, che guardava anche i numeri, sapeva che lì c'erano i tranelli, però, ripeto, io vorrei dire tanto altro, ma devo fare da moderatrice e iniziare a chiamare la persona che più di tutti e di tutte è stato vicino a Luigi. Ne ha condiviso non solo perché aveva ormai i capelli rossi come i suoi, adesso sono un po' hanno cambiato colore, ma il colore della forza, dell'entusiasmo, delle passioni è sempre quella. Sto parlando di Pino Covodi, che porta lo stesso cognome di Luigi, ma ne ha condiviso passioni, lotte, io credo anche quelle, io le vorrei definire pause, non sconfitte, perché Luigi diceva sempre l'unica cosa che non è possibile è la resa, e anche qua l'unica battaglia che non si vince è quella che non si combatte. Lui ne ha combattute tutte e ci ha lasciato di questo risultati e verità. Pino, se vuoi avvicinarti, ti lascio. Nel frattempo che Pino si sistema un po', posso dire Pino, come avevamo pensato di organizzare la serata? Pensavamo magari di avere 10 minuti, massimo un quarto d'ora a testa, adesso per questa prima tornata, e poi lasciare lo spazio anche agli amici, alle amiche che vorranno condividere con noi un ricordo, un pensiero o una curiosità su Luigi, e poi tornare magari a fare un secondo giro. L'ho chiesto a vestire troppo, vuoi che mi sporta? No, Scherzo. Scusatemi, non accedi. No, è acceso, è acceso. La mia non accedi perché impedisce di far arrivare chiara la voce. Voce, Pino. Non si sente? Adesso sì. Allora, sapete che io non mi dilungo mai troppo nell'intervento, in pochi minuti che mi vengono dedicati verranno rispettati. Intanto un ringraziamento agli organizzatori di questa iniziativa, a Remo, il regista delle operazioni, all'AMPI, augurando alla sezione generale del Sarcidano dell'AMPI grandi battaglie e grandi risultati. Siamo iscritti anche noi partecipanti all'AMPI 300, quindi è un valore che cresce anche territorialmente, e quindi potremo condurre anche insieme delle lotte, delle battaglie comuni. Appartenere all'AMPI non significa appartenere ad un qualcosa di passato e quindi un atteggiamento nostalgico. Appartenere all'ANCI significa essere presenti nell'attualità
per continuare idealmente le battaglie dei nostri antenati che hanno vissuto un periodo di una guerra tremenda, che hanno combattuto, ci sono morti, feriti, reduci, insomma ne hanno passato di tutti i colori, per conquistare spazi di libertà che sono riusciti a conquistare e per assicurare a noi una condizione, una situazione di vita leggermente migliore rispetto alla loro esistenza. Noi abbiamo il dovere di conoscere, di sapere e di portare alle nuove generazioni la conoscenza di quello che è stato il lavoro e il sacrificio dei nostri antenati partigiani, di condividerne le lotte, e se non si possono condividere se non si conoscono. E quindi abbiamo questo dovere di ricordo, ma utilizzare l'esperienza, il ricordo dei nostri antenati per applicarle alle battaglie e alle lotte di oggi. Cioè la resistenza continua, la resistenza non può finire. E se la resistenza finisce e finiamo di combattere, di difendere i valori conquistati, l'avversario si riprende quegli spazi. E badate, ci stiamo anche cascando. Ci troviamo in questi anni in una situazione di forte perdita dei valori e delle conquiste degli anni passati. Anche le battaglie sindacali di certi anni scorsi, certe conquiste che sono state fatte, le abbiamo già perse tante e ce ne rendiamo conto. Quindi o c'è la capacità di reagire, ma reagire di più, reagire più organizzati, reagire con più forza, con più determinazione, lasciar perdere lo scoramento che certe volte ci prende un po' tutti quanti e lasciamo che le cose vadano avanti. Questo è l'atteggiamento destroide. Noi non possiamo cascare in questo tranello, non possiamo comportarci come i destri, perché i destri si comportano così perché è il loro terreno, perché così proliferano. Ma se noi non li contrastiamo con la lotta, con le battaglie, con il sacrificio anche, non riusciremo mai né a difendere quello che abbiamo conquistato, né tantomeno a conquistare il nuovo terreno sul campo delle libertà, delle conquiste, dei diritti di tutti i lavoratori e di tutta la gente in generale. Quindi questo felice collegamento che viene fatto stasera tra le battaglie dell'ANPI e il lavoro svolto e fatto da Luigi Cogodi lo chiamo felice abbinamento, perché Luigi Cogodi non ha fatto altro che continuare nel solco dell'esempio dei resistenti, applicando all'attualità del suo tempo le lotte e le battaglie per conquiste sociali, per conquiste di lavoro, conquiste di spazi di libertà per la Sardegna e per la gente sarda. Quindi ha iniziato formandosi da ragazzo, da giovane, come diceva prima Cristina, plasmato da quella situazione di origine, che è un marchio d'origine che è molto importante. Non è che si è tutti uguali. Luigi Cogodi è nato in un paesino da una famiglia povera. Molti sono nati nei paesini dell'interno da famiglie povere e molti sono riusciti a studiare, sono riusciti ad andare avanti, sono riusciti a conquistarsi spazi di libertà e di lotta che poi sono diventati a livello regionale sono diventati classi dirigenti. Prima di loro, quindi non molto tempo fa,
ma prima di loro la classe dirigente era espressa dalla borghesia cittadina. La borghesia dei piccoli paesi era una borghesia miserabile, era una borghesia ignorante, avevano qualche terreno in più degli altri, avevano, anziché un gioco di buoi, ne avevano 3 o 4, avevano un gruppo di servitori, così li chiamavano, che lavoravano nei loro campi, ma era gente ignorante, giro e vicino. La borghesia che comandava davvero stava in città, era la borghesia delle città, Cagliari soprattutto, Cagliari, Sassari, ma soprattutto nel cagliaritano. Erano i baronati dell'università, erano i nobili, i nobilastri, quelli che avevano soldi, avevano la possibilità di mandare i figli all'università, diventare medici, dottori, ingegneri, avvocati e quindi poter dominare il resto della popolazione che non aveva possibilità di mandare i propri figli neanche a scuola. In quel periodo, durante la guerra, del primo dopoguerra, diciamo, Luigi è nato nel periodo della guerra, è nato nel 1943, proprio un periodo cruciale per la seconda guerra mondiale. In quel periodo del dopoguerra c'è stata una possibilità, diciamo, da parte di una classe illuminata di insegnanti elementari allora, che non erano dei paesi, perché nessuno era insegnante elementare del posto. Insegnanti elementari venivano da fuori, venivano dal Cagliaritano, perché andavano a scuola, si diplomavano e andavano nei paesi ad insegnare. E siccome non c'erano i trasporti in quel periodo che c'erano oggi, allora si andava con la carretta a cavallo, con i buoi. Mio padre infatti era un carrettiere, quindi faceva i trasporti col cavallo. E queste persone risiedevano Vivianta in India, forse anche a Isis, sui paesi, a Escolca, a Manda, tutti i paesi era così. Venivano da fuori, stavano lì e facevano vita sociale con la gente del luogo e quindi confabulavano con le maestre, con i genitori, eccetera. E quando i bambini o le bambine erano molto vispe, molto intelligenti, meritavano di poter studiare, cercavano di convincere i genitori a far studiare i figli. Diceva, ma come ti vedo su maestri, come ti vedo? Non tenevo su un popolo, tenevo su una famiglia numerosa, noi eravamo in 8. E come ti vedo se andai su ciò che è da scuola? E non devo succedere, non fare su visivo. Allora cominciavano a insistere, guardate, dovete farlo, bambini intelligenti, merita, eccetera. E d'accordo con le istituzioni locali, allora c'era il medico condotta che era l'istruito, il parroco che era l'istruito, dove c'era l'ufficiale postale, dove c'era il farmacista e dove c'era il sallevatore, insomma, l'ostetrica. Gli istruiti erano questi, non è che ce ne fossero tanti altri. Il sindaco no, non era istruito, in genere era uno del popolo, la gente così avrebbe potuto, però non necessariamente aveva un titolo di studio. C'era il segretario comunale che veniva una volta ogni tanto, ma quello prendeva il cavallo e se ne tornava, non era mai residente nel posto. E allora, tramite queste persone che la maestra contattava per convincere i genitori a fare in modo di poter mandare avanti i figli, trovavano sempre una soluzione. La soluzione più facile allora, ma succedeva da noi, ma succedeva in tutti questi paesi, sarà successo anche, immagino, a qualcuno dei presenti, era il seminario. Un seminario diocesano, oppure dai gesuiti o dai carmelitani, insomma,
roba ecclesiastica, dove si pagava poco, si pagava una retta minima, si erano meritevoli anche niente, e assicuravano un'istruzione media nei seminari locali, zonali, c'era Dorianova, seminario zonale, c'era Cugli, e quindi accettarono i nostri genitori di mandare il bambino a scuola e iniziò questo percorso di studi al seminario e fece fino al liceo, poi dal liceo se ne uscì perché il carattere di Luigi era abbastanza tosto e non andava molto d'accordo con qualche direttiva, qualche presenza dei superiori ecclesiastici, e quindi se ne uscì nel secondo liceo alla fine anno, mollò tutto e se ne andò. E finì ad Alghero il liceo, perché ad Alghero avevamo una sorella sposata ad Alghero con un militare, abitavano lì e ti portava per mamma, lui è un dono, ci vuole continuare a fare sotto i mani, e così fece, e si diplomò, prese la maturità classica e poi si iscrisse all'università. Naturalmente per meriti riuscì a conquistarsi un presalario e quindi andò avanti in questo modo. E questo è il cammino che hanno fatto, l'ho tirato un po' lungo per spiegarvelo, o meglio per raccontarvelo, perché molti lo conoscono questo tragitto, che non è solo suo, ma è di una classe di persone, di ragazzi di quel periodo che riuscirono in qualche modo ad affrancarsi dalla miseria dell'ignoranza, oltre che della povertà, ma dell'ignoranza, perché nulla avevano, che loro allora tiravano a campare come potevano, però si formarono intellettualmente con le prime lotte, diciamo, lì contro i baroni, contro l'organizzazione universitaria, in favore dei ragazzi che non potevano frequentare perché non avevano mezzi economici, eccetera, quindi per il diritto allo studio, eccetera. Incominciarono le lotte universitarie, si coalizzarono e i forestieri, diciamo così, vinsero contro i locali, perché i ragazzi universitari di Cagliaritani e mica avevano spirito di lotta, avevano spirito di contrasto nei confronti degli stranieri, diciamo, dei paesani, perché loro erano i privilegiati, loro potevano studiare, andare avanti, eccetera, e questi rompiscatole che venivano dai paesi invece mettevano in discussione questo ordine costituito, e allora non andava mica bene, e da lì iniziavano anche le lotte tra gruppi, si formarono politicamente, c'erano gruppi di sinistra, gruppi di destra, gruppi inneggianti al fascismo, inneggianti alla conservazione, cioè proprio dei nobili contro i diseredati che venivano da fuori. Ma questo modo è servito per formarli, per forgiarli nella nota, per forgiarli nell'acquisizione dei loro diritti e quindi poter organizzare, coalizzandosi, anche le lotte per raggiungere obiettivi di conquista. E questo è stato un po' il percorso, ecco, che porta anche ad una maturità politica, e da lì poi nasce tutta la serie di azioni per chi è capace, per chi non si arrende, per portare avanti attività politica. E da lì poi, dal 68, da tutte queste lotte, eccetera, si iscrisse naturalmente alla FIGC, si iscrisse al Partito Comunista Italiano, frequentò il partito e lavorò dentro, naturalmente con questo suo modo, questo suo carattere, eccetera, e si scontrò anche all'interno del partito con elementi che erano cittadini, che avevano una mentalità diversa rispetto anche a questo approccio sessantottino, che l'approccio sessantottino veniva da fuori, la benzina veniva da fuori, mica veniva dall'interno. L'interno dice sì, avete ragione, anche noi partecipiamo con voi, qualcuno si convertì, diciamo, ma non partì da loro la scintilla partì dall'esterno e poi conquistò anche altri della città, dell'interno, eccetera. E quindi iniziò lì la sua carriera politica,
consigliere comunale di Cagliari, venne candidato nel 70, fece 10 anni consigliere comunale, e vi racconto solo un episodio, poi chiudo. A fine mandato nel 75, lui naturalmente non fece il consigliere comunale di Cagliari per ascoltare gli altri, interveniva, battagliava, proponeva, eccetera. E naturalmente per conquistare diritti al cittadino, al cagliaritano, non bastava che un cagliaritano andasse a votare per esprimere un consigliere comunale, un sindaco, eccetera. Poi per 5 anni quel cittadino non valeva niente. Allora maturò l'idea di proporre le circoscrizioni comunali. Città grande, quindi ogni rione deve avere una sua circoscrizione. Circoscrizione vuol dire che ci sono degli eletti, ci sono le liste con le iscrizioni per il Consiglio comunale, si votano anche i consiglieri della circoscrizione, di quella zona della città. E questi formano un consiglio circoscrizionale, fanno proposte, deliberano e quindi aiutano, e se il comune non è d'accordo lottano contro il comune per imporre le loro richieste formulate democraticamente dalle decisioni del Consiglio. Quindi un'attività di richiamo e di coinvolgimento del cittadino che attivamente poteva svolgere una funzione di amministratore comunale, partendo proprio da questo incarico nelle circoscrizioni. Un fatto molto importante, rivoluzionario, che naturalmente alla destra non piacque, ma neanche al centro, perché dopo tanti anni le circoscrizioni le hanno piano piano svuotate e adesso in pratica non esistono più. E non le volevano neanche allora, Luigi era all'opposizione chiaramente. E siccome si era arrivati nel 75 a fine legislatura, c'era all'ordine del giorno il punto di votare per la costituzione delle circoscrizioni cittadine a Cagliari. Naturalmente proposero un'inversione dell'ordine del giorno perché era l'ultimo giorno, si faceva tardi, era quasi mezzanotte, uno in destra propose l'inversione dell'ordine del giorno perché subito dopo c'era questo. Al che Luigi, figuratevi, schizzò dai banchi e cose, a urla contro questo atteggiamento, questa cosa qua, lì minacciò e disse: non sarai tu, indicando chi proponente cosa, a guastare la festa, non sarai tu ad impedire che possa andare avanti la discussione di questo ordine del giorno. E intanto aveva chiesto la parola, era già iscritto per intervenire sul punto. Quello zittì perché disse: lo frego in un altro modo. E l'altro modo era un modo ignorante, perché questi cittadini molte volte, oltre che essere supponenti, sono anche ignoranti. Questo non sapeva che quando un consigliere comunale ha la parola non si può interrompere, perché non c'era allora limite di tempo. Adesso molti mettono un limite, Cristina metto 10 minuti, fra 10 minuti devo smettere, fra 3 minuti devo smettere perché c'è un tempo contingentato. Allora non c'era contingentato. E quindi non era ancora mezzanotte, erano circa le 11. Prese la parola e iniziò a parlare e non finiva più. E il sistema, cioè, è tardi, era di sabato, è tardi, è sabato, era a casa, e continuava a parlare, eccetera, perché aveva capito, vedendo, notando, che ogni tanto qualcuno dei consiglieri si alzava e andava via. Va via, poi quello, siamo passati la voce, facciamo mancare il numero legale. Manca il numero legale e la seduta si scioglie, bisogna rinviarla, e siccome è l'ultima seduta non si può rinviare, si rinvia dopo le elezioni, quindi questo provvedimento all'ordine del giorno cade e bisogna riniziare il tutto nella prossima consigliatura. Questo era il loro calcolo.
però non sapevano che non si poteva chiedere la verifica del numero legale durante l'intervento di un consigliere. E quindi, siccome questo Luigi lo sapeva bene, che regolarmente li conosceva, quell'altro non li conosceva e si era illuso che potessero chiedere la verifica del numero legale. A che il sindaco dice no, non è possibile, perché c'è il consigliere che ha diritto di parola e non si può chiedere. Come? Il regolamento è questo. E restavano scornati. Dice vabbè, ce ne andiamo lo stesso. E andarono via. Andò via anche il sindaco. Il sindaco era, se non sbaglio, era De Sorgi. C'è stato un sindaco De Sorgi. Era sindaco De Sorgi. Andò via anche lui a dormire, la mattina dopo farsi la colazione, eccetera. E Luigi continuava a parlare. Emanuele Sanna gli portava l'acqua, eccetera, andava al bar, prendeva qualche pasticcino, perché alle 4 del mattino in bar a Cagliari già avevano i pasticcini, quindi riforniva anche qualche cosa da mangiare per sostenerlo, gli portava roba da leggere, perché se uno inizia a parlare prima delle 11 di sera e alle 5, alle 6 del mattino continua a parlare, perché non può interrompere, perché se interrompe è fritto, non c'era quasi nessuno in aula, c'erano solo loro. Quindi doveva continuare a parlare per avere diritto a tenere il consiglio aperto. C'era solo il segretario comunale che doveva stare lì, gli altri erano spariti tutti. Ma cosa è successo? Successe che le voci si spargono e qualcuno chiama qualche giornalista, oh guardate, sta succedendo questo, c'è il consigliere Cogoli che sta parlando da ieri notte. Emanuele era stanco anche lui di rifornire cose, di sostenerlo, perché stava per crollare, perché si crolla insomma dopo 7-8 ore. Dico. Parlò per oltre 9 ore. Oltre 9 ore perché? Perché i consiglieri venivano chiamati, dicevano, oh guardate che sta ancora parlando. Ma come parlare? Non è possibile. Sì, sta ancora parlando. Mollavano e rientravano in consiglio. I compagni, ho finito. I compagni che naturalmente appoggiavano l'iniziativa delle circoscrizioni erano tutti lì, quindi c'era molta gente. Chiamarono i giornalisti, arrivò la televisione a riprendere, era un fatto inusuale. Quindi anche il sindaco e i consiglieri, la giunta, si preoccuparono e si fiondarono di nuovo in consiglio. Lui continuava a parlare quando ha visto che il numero legale si era ricomposto. Allora si era ricomposto il numero legale e intervenne il sindaco chiedendo, consigliere, le chiedo una pausa. Non rispose a parola, continuò a parlare, fece solo il no con il dito. Se mi chiedi una pausa e mi fermo, tu mi togli la parola e non me la ridai, che mi hai fregato, no? Allora c'erano gli emissari che intervennero con gli altri capigruppo, eccetera, e decisero che poteva smettere e avrebbero messo in votazione il provvedimento. Avuta questa assicurazione, smise alle 9 del mattino. Quindi erano 9 ore più un'ora dalle 11 eccetera, quasi 10 ore che stavo parlando, senza interruzione. È un fatto storico che appartiene alla cronaca, ma questo si dimostra che la caparbietà di una persona che crede davvero in un diritto, crede davvero nella democrazia, crede davvero nella conquista di un lavoro fatto, porta dei risultati. Le circoscrizioni vennero approvate e da allora Cagliari ebbe le circoscrizioni. Dopo le uccisero, ma è un altro discorso, è un altro capitolo. Grazie a Pino. Scusate se ho sforato i 2 minuti. No. Ti era dovuto e saremmo rimasti ad ascoltarti ancora per tanto tempo, perché ci riporti un Luigi che abbiamo conosciuto e che vogliamo ancora frequentare, però il tempo in queste situazioni è un po' di tutti e quindi bisogna
personalizzato in questa maniera. Questo era importante, capire la formazione di Luigi, capire anche la caparbietà e la fede e l'impegno. Adesso sentiamo la testimonianza di un altro amico di Luigi, diventato Massimo D'Avea. Lo presentiamo perché così si fa in televisione, ma sicuramente lo conoscete tutti, medico nuorese, perché so che ci tiene, è scrittore, ma è stato assessore regionale per più legislature, assessore comunale nella sua Nuoro. Io volevo leggere, prima di passare la parola a Massimo D'Avea, quello che dice Luigi di quella classe che poi diventa classe dirigente, questa che Pino, di cui Pino ci ha parlato. Dopo la stagione della Resistenza, una nuova generazione di giovani praticava con passione la politica. Voleva la democrazia efficiente e risolutiva dei problemi sociali. Si presentava con i connotati propri dei figli della lotta, non del potere. Giovani che sapevano entrare senza chiedere permesso nella stanza dei loro diritti, perché conoscevano la dignità. Contestavano radicalmente l'autoritarismo, rompevano con il familismo, tuttavia orgogliosi di onorare il padre e la madre. Luigi Cobol lo dice. Prego Massimo. Buonasera a tutte e a tutti, spero che si senta. Si sente? Più vicino alla bocca, al microfono. Se giri il microfono alla bocca, Facciamo così. ci sono passi. Allora, innanzitutto grazie che hai avuto l'intuizione di fare questa presentazione, di darci la possibilità di parlare di un libro che in qualche modo ha come finalità quella di raccogliere il pensiero di Luigi Cogori. Grazie alla Presidente della Comunità Montana, grazie all'ANPI territoriale, soprattutto nella persona di Remo Lai, grazie a Cristina. Innanzitutto vorrei però esprimere la mia gratitudine ad Alberto Secchi. Alberto Secchi ha avuto, diciamo, l'intuizione di raccogliere il pensiero di Luigi Cogodi. È stata una raccolta lunga che si è protratta per diverso tempo, per qualche anno addirittura, e soprattutto ha evitato in questo modo che il pensiero di Luigi potesse piano piano scivolare nell'indifferenza. Ma dobbiamo ringraziare Alberto anche perché quel pensiero così complesso, così difficile, quale quello di Luigi, lui è riuscito a tradurlo in maniera molto efficace. E questo penso che sia una grande qualità che dobbiamo riconoscere ad Alberto Secchi. Guardate, la lettura del libro suscita sentimenti contrastanti in chi l'ha conosciuto a Luigi e anche in chi non l'ha conosciuto. Suscita emozioni, suscita ricordi e soprattutto suscita rimpianti rispetto, diciamo, a delle battaglie che, ahimè, mantengono inalterata tutta la loro attualità. Guardate bene, la mia sarà una lettura che sarà viziata da una sorta di strabismo, sarà una lettura strabita. Con un occhio mi soffermerò sul passato e con l'altro cercherò di posare appunto l'attenzione sulla attualità. La lettura suscita tante domande, io vorrei sottoporre però alla vostra attenzione almeno due domande. La prima, il pensiero di Luigi è ancora un pensiero attuale e moderno? E se sì, come io penso, si porta presso un'altra domanda. Cosa significa, se quel pensiero è ancora attuale e moderno, cosa significa raccogliere oggi l'eredità politica e culturale di Luigi?
Il pensiero di Luigi è un pensiero assolutamente moderno, è un pensiero attuale. Io vi pregherei, se non l'avete già fatto, di leggere la postfazione di Giulio Angioni. È veramente una postfazione, in quelle pagine, in quelle righe, in quelle parole sono veramente arricchenti. E c'è una cosa però che Giulio Angioni dice a proposito dell'attualità e della modernità del pensiero di Luigi, nel senso che nel pensiero di Luigi c'è un senso del futuro. Cosa significa che nel pensiero di Luigi c'è un senso del futuro? Significa che nel pensiero di Luigi c'è un vedere lontano, ma anche un vedere prima di altri. E vedremo appunto, vedrete voi leggendo, se non l'avete già letto, che questa è veramente una delle caratteristiche più importanti. Però badate bene che al centro di questo pensiero c'era un amore totalizzante per la politica. Luigi si identificava nella politica e se oggi c'è un esempio di intellettuale organico di gramsciana memoria, penso che Luigi lo interpretasse in maniera completa. Luigi associava all'elaborazione teorica, associava un impegno politico quotidiano. Luigi stava in mezzo alla gente. Luigi cercava di interpretare i problemi, cercava di interpretare i bisogni delle persone. Questo era dovuto a questa sua passione totalizzante nei confronti della politica. Guardate, il pensiero di Luigi poi si dipana attraverso un circuito virtuoso e di questo circuito virtuoso fanno parte sicuramente il tema dell'autonomia, il tema del lavoro, il tema della rinascita, il tema dell'autogoverno. Però io, siccome vi ho già detto che la mia lettura sarà una lettura strabica, io mi limiterò a prendere in considerazione un elemento del pensiero di Luigi che mantiene una sua assoluta attualità, che sono i temi dell'autonomia. Oggi il tema dell'autonomia è di stringente attualità, di fronte all'atteggiamento del governo nazionale, di fronte all'atteggiamento anche che in qualche modo esiste anche qui in Sardegna. Ebbene, Luigi era profondamente deluso del modo in cui si è concretizzata l'autonomia in tutti questi anni. Nel senso che in tutti questi anni è prevalso un malinteso senso dell'autonomia. Noi ci siamo limitati a una mera rivendicazione economica. Noi nel pensiero, nell'elaborazione sull'autonomia è prevalsa un'idea economicistica dell'autonomia. D'altronde all'interno dello Statuto di Autonomia, l'articolo 13, altro non è che una sorta di integrazione di risorse per cercare di in qualche modo recuperare il gap che esisteva alla fine degli anni 40 tra la Sardegna e il resto dell'Italia. Noi ci siamo preoccupati di ottenere più risorse, ma ci siamo dimenticati dei poteri. E questo è stato un errore molto, ma molto grave. Io solitamente mi rifaccio al pensiero di uno storico che io apprezzo molto, che è Gian Giacomo Ortu. Gian Giacomo Ortu ha parlato e parla dell'autonomia illusoria, cioè di l'illusione di un riscatto concepito solo in termini economici. Guardate che niente a che vedere con un'autonomia speciale che giustifica appunto la sua specialità sulla identità di un popolo. E qui il pensiero di Luigi si collega, e qui noi vediamo quanto sia stato influenzato il pensiero di Luigi attraverso il pensiero di Umberto Cardia. Umberto Cardia dice che l'identità di un popolo è la sua storia, è la sua tradizione, è la sua lingua, è la sua cultura, e Luigi associava anche il suo ambiente e anche il suo paesaggio. Sono tutti elementi costitutivi della nostra identità di popolo.
Ecco, guardate bene, che perché è importante tutto questo? Perché su questo malinteso senso dell'autonomia hanno fatto leva i governi nazionali che si sono succeduti e hanno fatto leva cercando di calare in Sardegna delle scelte che erano quelle proprie dei grandi potentati economici. Vorrei soffermare la vostra attenzione su 3 esempi fondamentali di come cioè i governi che si sono succeduti hanno cercato di calare scelte che non appartenevano di certo al popolo sardo. 3 esempi. Il piano di rinascita, la cementificazione delle coste ed oggi la stessa speculazione energetica legata alle energie rinnovabili. Guardate, il principio è esattamente lo stesso. Scelte che vengono assunte altrove e che si cerca di calare qui in Sardegna. Guardate, Luigi è stato estremamente critico sulla rinascita. Quel modello di sviluppo che era contenuto nel primo piano di rinascita, che poi si incentrava sulle aziende petrochimiche, sulle industrie petrochimiche, ha determinato degli sfasci terribili sul piano della devastazione ambientale, sul piano della devastazione della salute dei cittadini. Se oggi voi andate a vedere in tutte quelle aree interessate dai processi di industrializzazione legati al petrolio, se voi andate a vedere l'incidenza delle patologie neoplastiche, voi vedete che c'è un'incidenza altissima. Una scelta calata dall'alto. La cementificazione delle coste, nel momento in cui cioè è venuta meno diciamo, il prezzo del petrolio è aumentato, quindi non era più remunerativa la scelta legata alle industrie petrolchimiche, cosa si è pensato? Beh, abbiamo in Sardegna un elemento che è assolutamente che è disponibile, che è presente, e cioè la bellezza delle nostre coste. Ed allora la Sardegna è diventata in quel periodo una sorta di supermarket, nella quale venivano dal continente, e non solo dal continente, si compravano un pezzo di costa e poi pensavano appunto di cementificarla. Guardate, tutto questo è l'esempio di come in tutti questi anni l'autonomia sia stata piegata agli interessi di altri. Ecco, la cementificazione delle coste è il tipico esempio della industria senza cimiteri. Naturalmente le previsioni dei piani urbanistici comunali in quel periodo prevedevano, per quanto riguarda i piani di sviluppo turistico, prevedevano la costruzione di 65 milioni di metri cubi da spalmare lungo le coste. Cioè c'era la possibilità di costruire una città, un muro tutto intorno al perimetro della Sardegna. E questo Luigi non poteva accettarlo. Fu il primo, anche in qualche modo influenzato dalle elaborazioni di Antonio Cederna, fu il primo ad intuire che quella sarebbe stata la fine della nostra peculiarità, la fine del nostro ambiente, la fine del nostro paesaggio, la fine di tutto ciò che costituisce l'elemento caratterizzante, le peculiarità proprie di una regione come la Sardegna. A lui si deve, lui allora era nel 1985, lui era assessore all'urbanistica, a lui si deve la prima legge contro l'abusivismo costiero. Cioè grazie a quella legge si impedì che si arrivasse alla cementificazione delle coste e tutti voi ricordate che una delle prime ville che fu demolita fu quella del ministro Gava. Questo per dire qual era la forza, la determinazione che aveva Luigi, che non si fermava di certo di fronte a nessuno e a nulla. Ecco, guardate, naturalmente tutto questo costò però a Luigi, costò sul piano anche personale. Luigi aveva assunto un ruolo preminente all'interno della giunta regionale presieduta da Mario Melis, aveva assunto un ruolo preminente all'interno del suo partito, il Partito Comunista, ed allora non tutti erano d'accordo. Lui
spostato dall'assessorato all'urbanistica e fu mandato all'assessorato al lavoro. Naturalmente fu una declassazione, fu declassato perché si aveva paura delle idee di Luigi. Le idee di Luigi facevano paura, e facevano paura soprattutto all'establishment sardo. Ecco, allora, ieri i chilometri di coste, oggi, e qui non voglio entrare nella polemica di tutti i giorni, ieri i chilometri di coste, oggi la possibilità in qualche modo di sottoporre la Sardegna ad un assalto speculativo, ad un'invasione selvaggia di eolico e di fotovoltaico. Io penso, qui la chiudo perché non voglio assolutamente entrare in questa polemica, penso che oggi siano state messe in atto delle iniziative di carattere legislativo che possano impedire tutto questo. E qui naturalmente mi fermo. Ecco, guardate, è evidente che quello che Luigi ha combattuto e che purtroppo ancora oggi ci troviamo a combattere è questa idea coloniale della nostra autonomia, un'idea coloniale per cui a Roma decidono, fanno delle scelte e poi queste scelte ci vengono calate appunto dall'alto. Su questo Luigi si batté con grande forza e io penso che oggi, e qui vado alla seconda domanda, qual è l'eredità del pensiero di Luigi? Ecco, io penso che noi dobbiamo modificare il nostro rapporto, il rapporto della Sardegna con il governo nazionale. E per modificare questo rapporto, per evitare che da parte del governo nazionale, non solo del governo nazionale, ci possano ancora essere delle iniziative che vengono calate dall'alto, noi dobbiamo in qualche modo dare maggiore forza alla nostra autonomia speciale, dobbiamo riscrivere, dobbiamo rinnovare il nostro statuto di autonomia. Io penso che Luigi, se fosse ancora vivo, si metterebbe alla testa di un popolo che chiede una nuova autonomia speciale, che chiede la riscrittura dello statuto, che chiede che il rapporto tra noi e il governo sia un rapporto paritario, chiede che noi possiamo avere maggiori poteri, soprattutto in tutte quelle materie in cui più invadente ed arrogante è la presenza dello Stato, le servitù militari, l'energia, l'ambiente, i rapporti internazionali. Io penso che Luigi si sarebbe messo alla testa di questo movimento e oggi noi possiamo farlo. Io penso che l'appello che noi dobbiamo fare alle istituzioni autonomistiche sia quello che bisogna coinvolgere l'intera società sarda, la parte viva della società sarda, nella elaborazione di un nuovo statuto di autonomia. Questo mi pare che sia il lascito che noi possiamo raccogliere di Luigi. Voglio chiudere, forse mi sono fatto prendere da un pochettino dalla foto, voglio chiudere con una frase di Teodoro Adorno. Cioè, ricordare il pensiero di Luigi non deve significare conservare il passato, ma realizzare le sue speranze. Questo è il compito che noi abbiamo oggi. Grazie. Grazie a Massimo D'Adeo per la passione, per aver anche riportato la discussione così come era intenzione sull'oggi, sull'impegno di Luigi, su quegli aspetti che tu hai appunto illustrato, ma che si possono definire con una parola, secondo me, che riguarda la nostra terra, che tutti coloro che hanno deciso la cementificazione delle coste, la petrolifera, cioè, si può definire catastrofe antropologica. Questa è giusto per dare una definizione, ma io volevo però anche oltre che appunto ringraziare Massimo anche per questo suo strabismo, speriamo che tu non trovi mai un oculista e che continui sempre
a guardare la storia e la politica in questa maniera, ma io mi sono commossa a leggere le parole che Massimo scrive su Luigi. Vorrei condividere con voi questo pensiero, che è anche il perché di questo titolo, Luigi Covodi, il verde più rosso, che sono parole di Massimo. La dicromia dal verde al rosso che colora l'immagine di Luigi Covodi è fatta di tante altre sfumature che non fanno altro che rendere ancora più nitida, limpida, colorata la sua notevole figura di uomo politico. Quella immagine vivida, solare, trasparente, non può essere imbrattata da quel tanto o poco di gratitudine, ingenerosità, cinica indifferenza che hanno reso più triste e dolorosa l'ultima parte della sua vita. Teniamolo a mente, perché Luigi Covodi ha pagato per quelle scelte, così come accennava Massimo, ma riguardo all'altra speranza appunto di Massimo, che dice Luigi si sarebbe messo alla testa di questo popolo che chiede di essere riconosciuto. Luigi l'ha già fatto, Luigi è alla testa. La nazione sarda, dice, ha ben altri valori e ben altra ambizione. Come coscienza collettiva e come diritto comune di popolo, la società sarda vuole e lotta per la libertà e la dignità di tutti. Vuole prosperità nell'uguaglianza, progresso nella cooperazione, nella pacifica convivenza. Vuole il suo posto nella grande opera di costruzione della civiltà umana, cui hanno diritto di partecipare con pari dignità e libertà tutte le comunità e tutti i popoli. Perciò siamo tenuti politicamente ma anche moralmente ad essere moderni, resistenti e ad essere nuovi partigiani. Ecco, non è un caso che oggi si fondano le due cose, l'inaugurazione della sede e la presentazione di Luigi, di cui però oggi adesso ascoltiamo chi ha riportato a noi Luigi in questa maniera. Alberto Secchi, a cui Luigi concede questa intervista, che doveva già uscire già nel 2011, poi Alberto ci racconterà com'è andata, ma si deve ovviamente a tutto quello che al pensiero di Luigi, ma anche alla bravura di Alberto, che è riuscito a far emergere tutto questo in questa lunga intervista. Ripeto, anche per Alberto dico due cose, ma sicuramente lo conoscete meglio di me. Si fa, perché ormai si fa così nei saluti televisivi, si presenta Secchi giornalista, ma funzionario regionale, grande, stretto, grande amico e stretto collaboratore di Luigi. Prego Alberto. Grazie. Sì, come ha detto Cristina, questa intervista era stata realizzata già nel 2011. Come tutte le produzioni, i testi, gli interventi, gli scritti di Luigi, era non una riflessione, come dire, sull'iperuranio oppure sulle sorti magnifiche e progressive della società, no, doveva essere uno strumento di battaglia politica. Questo era lo scopo di questa intervista. Luigi è intervenuto nella politica, soprattutto sicuramente grazie alle sue doti di oratore che ricordava Pino, di rettore, io dico il rettore impegnato politicamente, insomma, era un'altra la funzione. L'oratoria e la fonda di Luigi non era mai appunto fine a se stessa, ma sempre mirata all'obiettivo, ma anche i suoi scritti
erano sempre interventi o sul punto, sull'oggi della politica, quindi anche questa intervista aveva questo scopo, non era una chiacchierata da salotto, da studio televisivo, anche perché poi negli studi televisivi lui non si lasciava intervistare, insomma, dirigeva la conversazione, chi se lo ricorda. Il periodo, dico 2011, stiamo parlando della prima crisi del berlusconismo, sarà stato come dire, il tentativo di Fini di porre la sfiducia, in un primo tempo Berlusconi riesce a salvare l'incarico comprando qualche deputato finiano, in un'Italia veramente travagliata, cioè questa cosa del voto di fiducia avviene nel mezzo di una Roma blindata, perché c'erano due distinte manifestazioni che si concludono proprio in quel momento con scontri tra manifestanti e polizia, insomma c'era una forte crisi che poi appunto Berlusconi salvò ancora per qualche mese l'incarico e poi insomma le cose degenerarono ricorderete insomma la crisi insomma dello spread sostanzialmente, e poi si arrivò al governo Monti. Quindi questo è il momento in cui questa intervista era stata scritta, nell'idea sostanzialmente che potesse essere imminente una crisi di governo e quindi potesse essere anche un ritorno anticipato alle urne, quindi ci fosse un'occasione di intervento politico, o quantomeno uno strumento da utilizzare nella successiva tornata elettorale regionale. Poi le cose sono andate, come sapete, inizialmente si accantonò l'idea di far uscire l'intervista perché appunto non c'era, come dire, l'occasione puntuale di utilizzarla. Poi iniziò una lunga fase di crisi personale, politica, quasi sfociata insomma in una fase depressiva, ma problemi di salute tali che insomma il momento fu sempre accantonato. Diciamo che sono passati 10 anni e in accordo con la famiglia, con il fratello Pino, soprattutto con l'unico erede, il figlio in figlieria, arrivando all'anno dell'80° anniversario, sarebbe stato l'80° anniversario di Luigi, ma appressandosi anche una tornata elettorale importante per la Sardegna, dove appunto le tematiche oggetto dell'intervista apparivano ancora più attuali, insomma, diciamo che abbiamo deciso e concordato e trovato la soluzione e la decisione anche insomma, di rendere questo strumento fruibile. E quindi appunto, come ho detto un po' prima, rispettando anche il lascito di Luigi, che insomma prima di lasciarci è riuscito a scrivere qualche parola, tra le altre cose chiedendo una sorta di quasi una sorta di autodamnatio memoria, cioè come dire, non chiedeva che non ci fossero né funerali né commemorazioni, né discorsi, né lapidi né quant'altro. E quindi, come dire, abbiamo cercato di superare questo livello, non vogliamo fare una commemorazione, anche se inevitabile, è chiaro che insomma, la politica e il pensiero poi si incarnano in chi li esprime e quindi non possiamo non commemorare la persona di Luigi, però il tentativo è di rispondere a questa domanda, come diceva giustamente Massimo, insomma, quanto e se, ma siamo quasi tutti d'accordo sul se, ma quanto come insomma sia attuale il suo pensiero e
l'esame della sua opera. Io anche dalla sintesi un po' delle presentazioni che stiamo facendo ormai da alcuni mesi, a partire da quella in Consiglio regionale il 1° di luglio, ho qualcosa che sinteticamente potrebbe definire la persona politica, la figura politica di Luigi e di attraverso una definizione comprenderne un po' la particolarità e la specificità. A me pare che Luigi sia l'unico, posso dire l'unico, in un'altra occasione ho detto uno dei pochi, però non trovo un paragone. Diciamo l'unico sardo impegnato in politica che, partendo da un approccio della contestazione globale, perché questa è la storia che ci ha raccontato Pino, ci ha detto delle sue radici, ma il suo approccio era, oggi diciamo 68ino, ma il 68 di Luigi è iniziato prima. Noi 60 anni dopo parliamo del 68 perché ci è rimasto in testa il maggio francese, il maggio del 68, perché c'era la memoria della battaglia di Valle Giulia, sempre in quei mesi, ma in realtà il movimento di contestazione globale nel mondo, tra l'altro, è iniziato alcuni anni prima. Stiamo parlando per esempio quello che nasce in America in contrasto alla partecipazione americana nella guerra del Vietnam. Quella generazione di cui raccontava Pino si è trovata ad affrontare i problemi mondiali, ma insieme i problemi della sopravvivenza e dell'accesso ai diritti, in questo caso il diritto allo studio. Luigi era il vero leader del 66-68 caderitano, che si è iniziato sul tema del diritto allo studio, quindi la possibilità per i giovani dell'interno, quindi delle famiglie povere, di avere effettivamente il diritto allo studio con la possibilità di vivere e di sopravvivere, e poi si è confrontato fin da subito, Luigi era il protagonista di questo tipo di rapporto, si è confrontato fin da subito con i problemi della classe operaia cittadina, caderitana e quant'altro. Ma partendo da questo approccio, che non era solo il suo, c'erano altri personaggi che avevano in quell'epoca, partivano da una contestazione globale, come si diceva allora, del sistema. Luigi mi sembra l'unico, ripeto, politico sardo, o sardo impegnato in politica, che è riuscito, ha potuto, gli è stato consentito, gli è stato anche chiesto, no, di realizzare nell'impegno istituzionale, che lui, come diceva Massimo, l'impegno politico istituzionale era la ragione stessa della sua vita, era sposato con la politica, è riuscito a tradurre in realizzazioni pratiche e concrete. Io non riesco non me ne voglio a Massimo, che ha fatto comunque anche lui l'amministratore regionale e si è esercitato per 5 anni a tentare e anche in parte a riformare la regione, che Massimo per quanto medico non faceva solo la sanità, ma insomma si è applicato a tentativi di riforma sostanziale della regione e risultati potremmo parlarne, ma non voglio dilungarmi, neanche ottenuto. Però
il segno dell'intervento di Luigi è tutto in questo senso, cioè non la gestione dell'esistente per l'esistente, ma in ogni campo in cui si è esercitato, e sono quelli che sono stati richiamati, quel filo verde e rosso che mette insieme per l'appunto autonomia, lavoro, ambiente, autogoverno, difesa dei diritti, progetto di futuro e rinascita. E torniamo al punto, no? Filo rosso è questo circuito che doveva essere virtuoso, in via di Luigi. Tutti interventi che comunque erano particolarmente specifici e concreti e anche coraggiosi, ma anche, come dire, io dico, se vuoi avveniristici, almeno per la nostra società. Adesso prima, introducendo i lavori, si è parlato della legge 28, no? La legge che forse è il primo intervento su cui c'è la firma, la mano, la scritta Luigi, la legge 28 sull'occupazione giovanile, che non era una semplice norma di incentivazione alle imprese, ma scusami, volevo fare una piccola precisazione su quel riferimento. La legge 28 è esattamente, come abbiamo detto, una legge di promozione della nuova imprenditoria giovanile, cioè una cosa che nel panorama, parliamo solo del panorama nazionale, era una cosa talmente resistente, talmente avveniristica, cioè una forma di intervento, di politica attiva per il lavoro che non esisteva nella legislazione nazionale, non parliamo neanche delle regioni autonome, e che era tanto, tanto rivolta verso interventi possibili ma futuribili, che alcune delle norme della legge 28 sono state riprese pari pari nella norma della legge, famosa legge 44 sull'imprenditoria nel Mezzogiorno, e così gli altri interventi, i piani per il lavoro. Ma ditemi se c'è un governo nazionale di centrosinistra oppure una regione della nostra Italia che ha pensato a politiche di questo tenore e di questo livello. 2 piani per il lavoro, rovesciando il rapporto, cioè rovesciando quella che l'idea che allora era dominante, adesso è totalitaria, no? Che comunque il lavoro si possa ottenere soltanto attraverso l'impresa, sostanzialmente l'impresa privata. Luigi ci ragiona, andatevelo a leggere, però l'approccio di Luigi è esattamente l'opposto, cioè secondo lui dice è con il lavoro che si creano le condizioni di sussistenza, di progresso eccetera, e non senza, cioè non ci può essere benessere sociale senza il lavoro. E dico, tutte queste cose sono legate, oltre che da questo filo intreccio che va appunto letto e approfondito e merita che l'abbiamo trascritta e l'abbiamo corredata fra l'altro anche di documenti, perché oltre all'intervista ci sono anche i documenti scritti che sono le relazioni ai progetti di legge, le relazioni ai documenti di programmazione economica e finanziaria. C'è per esempio una che ha un altro carattere di anticipatore. Luigi è stato il presentatore della prima proposta di istituzione in Italia di uno strumento che del reddito di cittadinanza, così come era chiamato nel 2004, 15 anni prima che nell'ordinamento nazionale venisse istituito uno strumento analogo.
non stava neanche inventando l'acqua calda, perché c'era mezzo mondo, parliamoci chiaro, che strumenti di inclusione sociale, di reddito di accesso, di strumenti di questo tipo ce ne avevano, dai paesi europei fino all'Australia, eccetera. Quindi, voglio dire, vedere avanti era anche però informarsi e guardarsi in giro anche per il mondo. Bene, io tutto questo lui lo legava con due cose sostanzialmente. Uno è l'aspetto principale che ha sottolineato Massimo. Non si può realizzare un futuro se non c'è un progetto, cioè il progetto di futuro è indispensabile e non può essere il progetto di una persona sola, cioè non può essere l'uomo solo al comando, non può essere il capo carismatico, deve essere un progetto condiviso, possibilmente un progetto di popolo. Tant'è che per fare questo non c'è una delle iniziative che abbiamo raccontato, anche dei risultati, ma di tutte le battaglie fatte, e alcune cose ovviamente le stiamo saltando per semplicità, che non siano state costruite con un grande sostegno di popolo. Come diceva Massimo, se fosse vivo oggi lo promuoverebbe, l'avrebbe promosso. I piani per il lavoro non nascono semplicemente perché c'è una proposta in Consiglio regionale, nascono perché c'è un movimento di popolo, e sono i giovani che partono dall'Ogliastra e percorrono tutta la Sardegna per arrivare a Cagliari, a obbligare il Consiglio regionale ad approvare le norme per l'occupazione giovanile. La vicenda della salvaguardia dell'assetto costiero è sostenuta da tutta la cultura ambientalistica, prima ancora nazionale, prima ancora di quella regionale, che era ancora tiepida, se vogliamo, nel senso che non c'era ancora questa cultura ambientalista, è stato un anticipatore anche da questo punto di vista. Secondo me l'esperienza di Luigi è unica, però io ritengo che per il fatto che questa stessa esperienza si è potuta realizzare, dice anche che è possibile replicarla. Grazie per aver sottolineato questo fil rouge, che però ha sempre una floriana che ha sempre tre grandi direttrici: uguaglianza, giustizia e libertà. Questi sono i sentimenti, le direttrici che Luigi ci ha, e ovviamente lavorando in quel campo della politica, così come lui diceva, la politica è il terreno su cui si misura il valore della persona, quindi vorremmo vedere ancora questo in politica, ecco perché Luigi è sempre maestro. Allora adesso ringraziamo per il momento i nostri oratori, ma se c'è qualcuno che ha una parola, un ricordo, insomma una curiosità, se vuole intervenire ci fa piacere. Tutto preguggioso. Ah, Mario, prego. Non lo conosco prima, ma si vuole che stiamo in Sarduru, già il Luigi ha fatto cosa a me da questa linguasata, non c'è mai studiato su te, mai l'otto su chi ha fatto. Ma mi sono in Gabon, Detto questo, mi fa piacere rincontrarci ancora questa sera. Abbiamo avuto il piacere di ascoltare i nostri relatori già a San Basilio, e anch'io forse mi ripeto nel ricordare appunto Luigi Cogodi, soprattutto il piacere di ragionare e ascoltare in una società così liquida, dove tutto è oscillante, destra, sinistra, si confondono. Io credo che nel momento in cui le associazioni, le persone ancora si incontrano e sentono la necessità e il desiderio di esternare un pensiero politico, quindi non è che la politica oggi, come tanti dicono, ci fa schifo, visto, voglio dire, la disaffezione, dove poi tutti quanti ragioniamo sull'effetto e non cerchiamo di ragionare sulla causa di questa disaffezione. Potrebbe essere anche la legge elettorale, tanti modi, eccetera, eccetera.
Ma io mi voglio richiamare, l'ho citato ultimamente, il filo rosso che legava appunto la vita e il pensiero di Luigi. Mi ripeto, io voglio ricordare Luigi Cogodi, il compagno Luigi Cogodi. Perché? Ma non per l'appartenenza, diciamo, politica, ma proprio perché il compagno vuol dire dal latino condividere il pane, la condivisione, la necessità, il bisogno di stare insieme ed affrontare tutti insieme le difficoltà. Questa è una lezione di vita da sempre, ma ce lo ricordano i nostri padri, la nostra esperienza, l'unità fa la forza. Purtroppo noi questa forza la stiamo disperdendo. E ricordiamoci anche la lungimiranza di Luigi, voi l'avete ricordato molto bene, adesso hai citato poco fa il reddito di cittadinanza, no? Ma non tanto per la cosa importante era la vicinanza della politica agli ultimi, uso questo termine, la necessità di dare dei supporti a quelli che sono i bisogni dei cittadini, ovvero comunque tutto nel solco della nostra Costituzione che Luigi richiama diverse volte, voglio dire, dei suoi pensieri. Per cui ecco, il legare assieme l'autonomismo, tu ne hai parlato molto bene, lui parlava di autonomismo sociale, non l'autonomia differenziata, l'autonomia dei più forti, l'autonomia solidale dei popoli, dei cittadini, dei sardi. Però, porca miseria, su sta roba qua stiamo facendo una fatica bestiale. Parlava appunto di ambientalismo, di spopolamento. Ebbene, sono cose che oggi come oggi lui le ha viste molto tempo fa, oggi come oggi sono di stretta attualità. E poi ecco la lezione, e chiudo, dove dice che insomma sostanzialmente dobbiamo riscattarci, dobbiamo tirar fuori le nostre capacità, le nostre energie, le nostre risorse, che ci sono. Abbiamo qua anche la presenza di sindaci, consiglieri regionali, le istituzioni. Fate tesoro della necessità di politica che c'è da parte dei cittadini, perché c'è bisogno di politica, ma la politica delle popolazioni, non la politica autoreferente, ci porta, voglio dire, all'abbandono. Grazie. Grazie a Mario per questo bell'intervento, per la passione e anche per il richiamo, perché no? C'è qualcun altro? Luigi Pisci di Isili, ma come dire, un guerriero in quest'ultimo periodo. Prego. Ma da dove iniziare? Io sono stato iscritto alla Fondazione Comunista, sono stato segretario del circolo dal 99 al 2006, ho conosciuto Luigi Cogodi, lo vedevo come uno dei massimi dirigenti in quella stagione politica e in quel partito, ma al di là del ricordo soggettivo dell'uomo politico, che ha saputo anche costruire e allevare una classe dirigente, cosa che non tutti gli uomini politici sono riusciti a fare, quello che emerge dal libro, secondo me, e che poi si ricollega anche alla storia dei nostri giorni, è la grande difficoltà della costruzione della lotta sociale in una società che è dominata da dei poteri che sono geneticamente e fisiologicamente contrari a qualsiasi idea di socialismo. Comunque si voglia declinare questo termine nelle sue varie sfumature e nelle sue varie declinazioni ideologiche, storiche, eccetera, noi ci troviamo davanti a questa grandissima difficoltà. Io allo strabismo di Massimo ne affianco un altro, cioè io oggi mi trovo tra compagni, però allo stesso tempo mi sento non capito dal mondo che dovremmo rappresentare tutti insieme, e tanto più lotto, tanto più si organizzano le lotte dalla base, quasi da zero, per poi farle diventare con grande fatica e grande sacrificio di movimenti a livello isolano, tanto più si fa questo lavoro, tanto più ti senti poco capito.
anche da quella che dovrebbe essere diciamo, la tua famiglia ideologica. Ma perché dico questo? Forse è figlio della storia, della nostra storia, della storia che viviamo in questi anni, in questi decenni, in cui effettivamente il neoliberismo è diventato un'ideologia dominante quasi senza nessun tipo di contrappeso nel mondo e nella nostra società, e quindi è difficilissimo costruire ponti tra i movimenti di lotta, di cui anche Luigi è stato artefice e protagonista, e i momenti del governo, di cui Luigi è comunque stato anche artefice e protagonista. Sarebbe bello, no? Trovare più luoghi, più spazi in cui tra noi si possa parlare e discutere di queste grandi contraddizioni del nostro tempo, di queste contraddizioni che ci attraversano inevitabilmente, e da questo punto di vista, perché no, Ampi potrebbe essere uno di questi luoghi dove diverse sinistre, diverse storie ancorate all'antifascismo hanno ancora voglia, coraggio di confrontarsi, di parlare del presente, di parlare delle lotte in maniera più approfondita di quanto per esempio si possa fare in una serata come oggi, in cui effettivamente si parla di un uomo, di un compagno, di un combattente, di una personalità che ha cercato di interpretare al meglio che poteva la sinistra del suo tempo. Quindi speriamo che sia l'inizio di questo sforzo, e noi ne abbiamo bisogno profondamente. Anch'io non voglio entrare, come suggerisce Massimo, nella polemica di questi giorni legati alla speculazione energetica, ma se io vi dicessi che le iniziative legislative in campo oggi non ci tutelano dalla speculazione, voi che cosa potreste dirmi? E qui lascio un punto interrogativo, non polemico ma costruttivo, ovviamente, anche perché spero di sbagliarmi. Grazie Luigi, certamente non entriamo in questa polemica dolorosa, ma prendiamo atto però che c'è stata una richiesta importante, che è quella della condivisione di spazi, di idee e di incontri. Sì, un altro Luigi di Luigi Pisano, prego Luigi. Non si vuole esempio, Tres cosas, una proprio che uno mi ha Luigi. La seconda cosa è questa attualità di su che ha fatto Luigi. Con Andros e Marco. La terza cosa che ho tratteggiato schematicamente in un minuto è su quello autonomia. Luigi, perciò condividevo su me, ma Luigi ha condiviso con i sardi soprattutto dei Biblias, su i seus, il pensamento, su le difficoltà, le aspirazioni, cose nostre, si cava della traducili in un'azione politica. Un'azione politica che mezza volta non attento compagno che danti offri voglio di mente, che danti sostegno in questa cosa. Mi prima sa, perciò si ispirazione cosa sua partendo da sughi Zeus e da sughi Asolo. La seconda cosa è l'attualità da sughi ha fatto. Va e doi canti a prima e forse esplode prima su chi ha fatto isso. E che oggi è saustento, politico, ai usa testa, si manca veramente. Il politico lo mette il musico voi, io ho in dia. Massimo Dadella, che per essere assessore a Sasaidai in dia. E invece se tu seriamo a fare, come amico, tu seriamo a fare, se vuoi dare del Luigi Gogodi, ma questa politica sarda è un disperato di essere su quello autonomia.
Pensando per esempio a Saessa 48, a 37, pensiamo già a secondi. Se la Confindustria narra, noi sui ari pubblico, le imprese si fanno integrare, creano a posto delle aree. Lui si ricorda, no, noi del peso sulle aree. Sul ballo in mezzo della gente, da per nascere delle esigenze nostre, l'uso autonomia di gusto. Questa cosa che esce da questa base, non che cade da fuori, a secondo degli interessi e dei disigi della gente che non conosce il mappa, che non conosce né la Sardegna né lo Spagno Santos. Perciò questo vuoto autonomia è importantissimo e che oggi si è un merito di questa idea, di questo concetto, probabilmente ci riesce a essere con meglio, ora si cammina in una direzione con meglio. L'ultima cosa che ho notato è che dicendo sul libro di Luigi Gogodi si pone di poi si riesce a porre a sul primo posto cose che probabilmente finza già abbiamo cominciato a considerare cose che sono importanti, e cioè si ha troppa importanza oggi in dia all'economia, a sui ari, a busciacca, e invece le cose più importanti sono spuntate. Noi siamo a terra, questa terra deve essere rispettare, deve cercare di lasciare a chi deve vendere in condizioni che volevano meglio di come e non più. Grazie. Grazie Luigi per questo suo savio, il suo meta, come Zazinao e che diventa onore un potente diverso, so già che lui è un poeta, non scelto con in mano, insomma, un suo puro. Certo, insomma, abbiamo ricordato appunto che ricordia questa cosa molto importante con Luigi, che una data uomini se non muro, sono contata su stai bene. Non riuscivo a ricercare anche un altro che non è anche un'altra cosa, abbiamo mai se questo era il sardo e andare a Ici. Andare a Ici, anzi forse dopo questa roba si è troppo vago il sardo. Scelgo che qualcuno ha iniziato a studiare sul libro. A chi? Paola, c'è una postfazione del tuo illustre concittadino Giulio Angioni. Vedo che parli. Beh, mi sembra una domanda, lo so però. Ma io non sono venuta per fare un intervento. Sono venuta più che altro per ascoltare, perché come dicevo in confidenza con Pino, io non ho avuto il piacere di conoscere Luigi e quindi occasioni di ascolto di uomini che hanno così fatto tanto anche per la storia della Sardegna e anche per la politica sarda, per me sono motivi di apprendimento, quindi non sono venuta per raccontare niente, però mi fa molto piacere che tra la prefazione che ha fatto Giulio, la postfazione, che ci sia un nostro concittadino caro che è Giulio Angioni. Io infatti spero che questa iniziativa riusciremo a farla anche a Guasila. Ci abbiamo provato in un periodo forse che non era quello ideale, che era quello della campagna elettorale, quindi adesso io ripropongo, riapro le porte per portare Luigi e questa carovana anche a Guasila. Giulio Angioni raccontava molto delle vite, più che lui ha fatto, è stato un professore, un antropologo, poeta, scrittore. Noi proviamo a ricordarlo con un festival che è intitolato a lui, ma chiunque l'abbia incontrato ha qualcosa da raccontarci, e io sto imparando molto, grazie anche al festival di Giulio Angioni, su quelle che sono state le sue idee, anche per lui molto ambiziose, molto futuriste, quindi su questo credo che fossero sulla stessa lunghezza d'onda con
con Luigi Cogodi. Io sono onorata di essere qui insieme al sindaco che mi ha assunto al comune di San Basilio, o meglio che era sindaco quando sono stata assunta al comune di San Basilio, e il mio più grande rammarico è quello di non essere stati colleghi, perché lui era veramente un grande uomo di ispirazione, forse anche un po' colpa sua se ho iniziato questo percorso, perché è proprio quando ho iniziato a lavorare a San Basilio che è nata la passione per la politica. Grazie. Grazie a te per l'abilità e anche per essere così impegnata in politica, quindi è fatto bene Pino a stimolarti, e anche per essere impegnata nella cultura, perché sono due sentieri che non andrebbero mai disgiunti, quindi tu lo fai, quindi grazie a te. Già radunato Remo su Meriombo, prego Remo. Ma i relatori ci hanno illustrato molto bene, o almeno in parte, chi era Luigi, chi è stato Luigi e le tematiche che lui ha affrontato quel periodo, ha lasciato traccia fino ad oggi, ed è anche oggi è abbastanza attuale tutte le problematiche che lui aveva affrontato. Io invece voglio dirvi una curiosità di Luigi, un fatto che Luigi aveva affrontato nel 1978. Luigi era anche un avvocato e come avvocato aveva difeso gratuitamente la cooperativa che stava nascendo a Cavaras dei pescatori, e quindi è stato un artefice anche per il lavoro in quel periodo, ha aiutato tantissimo questa cooperativa, ha rappresentato il tribunale eccetera, andando poi a vincere col Partito Comunista che lo sosteneva nel 1982, andando a vincere poi le battaglie che aveva fatto anche in Cassazione. Ecco, Luigi Cogodi è questo, ha affrontato anche per il lavoro, ha aiutato a istituire questa cooperativa che nel primo anno solo di lavoro questa pescheria aveva fatturato 1 miliardo di lire, quindi ancora oggi è vivo. E quindi questo è Luigi Cogodi, un fatto che volevo ricordare, che poi tutto l'altro ascolto voi e mi fa molto piacere essere qui e avere le informazioni e le formazioni e tutto quello che Luigi Cogodi ha fatto è quello che oggi ancora è da fare, perché l'autonomia e tutto il resto, il lavoro, l'ambiente sono tutti fatti attuali. Grazie. Grazie a te per questa testimonianza che ci riporta appunto l'esempio della generosità anche di Luigi. C'è anche un altro? No. Sì, c'è un altro intervento, prego. Sono rosso, prego. Buonasera. Luigi, era un pretesto questo di Luigi, parlare di Luigi perché lo conoscevamo, lo abbiamo conosciuto e tutta una serie di battaglie che ha portato avanti le ricordiamo. Però il problema, a me ha colpito molto Luigi Pisci, il giovane, che quando ha detto quali sono le cose comuni che possiamo trovare tra di noi per poi esercitare una battaglia che può essere una battaglia antifascista, di sinistra, insomma. L'altro giorno ho letto una sorta di intervista di Bersani, il quale a un certo punto, Bersani Pierluigi, non il cantante, il quale a un certo punto diceva quali sono gli elementi nostri che possiamo mettere a disposizione del nostro popolo, di quelli che ci seguono rispetto a quelli che sono i principi della destra, che sappiamo
la destra spazza tutto, la prende la prima cosa, appena succede un qualcosa. Io ho notato Salvini che a qualsiasi episodio in cui un immigrato commette un reato lo schiaffa nel suo social e dice sembra quasi che ogni immigrato stia sempre commettendo dei reati. Ne commettono anche loro, non è questo il punto, però intanto non è quella la realtà, non è neanche la realtà di quest'Italia dove tutti commettono omicidi. No, gli omicidi in Italia sono 300, il problema è un altro, perché sono 120, 150 femminicidi, quello è il problema, e su quello bisogna concentrarsi. Dire che sono gli immigrati che fanno i femminicidi non è esatto lo stesso. Comunque tutta una serie di cose che la destra cavalca, e allora noi quali sono almeno i nostri principi elementari, quelli che dobbiamo portare in modo elementare. Lui diceva, diritto alla salute universale, quello deve essere una battaglia nostra, io direi il diritto alla salute universale pubblica, e quella è una battaglia su cui tutta la sinistra si dovrebbe ritrovare. L'altra cosa, l'istruzione per tutti, ne parlava lui prima, l'istruzione per tutti, non lo è più l'istruzione per tutti. Siamo tornati al prima del Luigi Cogodi che doveva andare in seminario per cominciare a prepararsi. Poi diceva, l'altro principio, una fiscalità progressiva. Una fiscalità progressiva, quando dici progressivo vuol dire che chi ha di più paga di più, che le banche che fanno 50 miliardi di utili devono pagare di più, devono pagarne, devono cedere gli utili, ma non solo quelli, ma tutti quelli palazzinari vari che ci sono in tutta Italia. E poi i diritti del lavoro, naturalmente. I diritti del lavoro, la battaglia per il salario minimo è una battaglia sacrosanta, tutte battaglie di sinistra. Noi che siamo in Sardegna, non per farla corta, per dire, sono qua questi elementi che ci devono in qualche modo trovare assieme. Poi ci sono tutti gli altri formulari sul fotovoltaico, sull'eolico, vabbè, su tutte queste altre cose ci possiamo incontrare ugualmente. L'altra questione che mi ha colpito, l'altra questione che noi che siamo in Sardegna dovremmo in qualche modo vedere, quello che diceva Massimo, l'autonomia. Noi siamo autonomi, abbiamo uno statuto, questo statuto che abbiamo va bene, non va bene. Se non va bene, cominciamo a mettere in piedi una battaglia per cambiarlo, per modificarlo. In qualche modo è stato anche modificato questa cosa di visualità riconosciuta in Costituzione, ma poi visualità riconosciuta in Costituzione come cala qui? Perché se no l'autonomia diventa dammi soldi, dammi 1.000 miliardi, vieni qua, firmami il patto, qualche patto è che abbiamo firmato in questi giorni, ma non risolviamo le nostre questioni. Noi che siamo in Sardegna, queste cose dobbiamo cominciare a vedercele tra di noi. E l'ANPI è vero, l'ANPI diventa un luogo in cui le diverse sensibilità si incontrano e possiamo anche cominciare a elaborare qualcosa che ci sia utile per il futuro. Comunque, complimenti a voi che avete trattato la figura dei Cinici. Grazie a lei per queste riflessioni e per queste proposte. Già la seconda proposta che appunto chiama l'ANPI ad essere, come dire, un luogo di incontro e di lavoro, per non dire di lotta. Quindi già questa sezione mi pare che si stia aprendo sotto i migliori auspici. Qualcun altro che vuole intervenire? Io non lo so se c'è il tempo. Sì, infatti, dicevo questo, se volete fare un'ultima battuta, ultima. Sì, così facciamo un altro giro. Io voglio raccogliere l'appello che è stato fatto sia da Luigi Pisci sia... Esatto. Cioè, noi dobbiamo, non ci mancano le battaglie che possiamo combattere tutti assieme. Oggi basta che ci guardiamo attorno e abbiamo tante di quelle questioni da risolvere che
sarebbe abbastanza facile trovare un'unità nel cercare di risolvere queste grandi questioni. Io adesso, senza voler raccogliere l'invito l'auspicio del compagno prima, la questione della sanità pubblica è un grande terreno di impegno. Oggi un diritto costituzionale viene negato e viene negato soprattutto in Sardegna. Ecco, questa è una grande questione, questa è una grande battaglia che può trovare, diciamo così, un terreno di incontro e anche un terreno di impegno abbastanza ampio. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente fare, ma sono tante altre. Però io penso che quello della sanità, del diritto alla salute, sia la questione più importante, cioè l'impossibilità di rispondere ai bisogni di salute dei cittadini è veramente la negazione di un diritto che non è assolutamente tollerabile. E poi voglio chiudere, diciamo, con così, io ve l'ho accennata prima, ve l'ho anche letta, però quando oramai siamo una compagnia di giro con Alberto, abbiamo fatto diverse presentazioni, però ecco, cerchiamo di dare alle presentazioni del libro di Alberto, cerchiamo di dargli un taglio abbastanza preciso. Noi non vogliamo rievocare il passato, non vogliamo rimanere in qualche modo ancorati alle vecchie battaglie, non vogliamo rimanere ancorati, diciamo, ad un periodo che oramai è trascorso. Ed allora io vi ripeto quello che io dico spesso, e che cioè, parafrasando Teodoro Adorno, quando noi ricordiamo il pensiero di Luigi, questo non deve assolutamente significare conservare il passato, ma deve significare realizzare le sue speranze. E guardate che se noi riusciamo a realizzare alcune delle speranze di Luigi, penso che avremo fatto una grande cosa e che potremo essere in qualche modo soddisfatti. Grazie. Sì, giusto una battuta per ripartire da dove abbiamo iniziato, dall'impegno dell'ANPI per i valori della resistenza, e voglio apprezzare il grande impegno che sta svolgendo l'ANPI nazionalmente, ma vedo qui anche in Sardegna, su un tema che è fondamentale. Ovviamente è un tema che è presente nell'intervista. Lo leggo. C'è un comitato di pietra nella politica, nell'economia, nella società sarda. Si parla di tante cose, parliamo dell'ambiente, abbiamo fatto l'elenco della spesa, cioè delle priorità che indicava Luigi, e ci sono tantissimi problemi. Eppure c'è una cosa che grava come un macigno, appunto, un comitato di pietra, è una questione su cui Luigi è stato anche estremamente impegnato. Per esempio, da riconoscere al suo lavoro come assessore, in questo caso degli enti locali, il primo accordo con lo Stato per la retrocessione alla Regione di parte del demanio militare. Ovviamente l'ideale sarebbe stato ridurre le servitù militari tuttora impegnate ma quello è il primo passo. Ma in ogni caso lo stesso Luigi è sempre stato personalmente impegnato, non ha mai mancato un'iniziativa, ma anche una manifestazione, una marcia. Io stesso sono stato con lui l'ultima grande manifestazione nazionale. Ricorderete che siamo tutti abbastanza datati, insomma, per ricordare come si cercò di opporsi all'intervento nella guerra nel Kuwait, in qualche maniera fu anche della militare. Si arrivò
a una manifestazione, una carovana nazionale che si concluse con una grande manifestazione a cui parteciparono sicuramente più di 1 milione di persone. Cose molto difficili oggi. Il convitato appunto è seduto al tavolo, però insomma immobile lì e grava nella nostra isola. Tutti i giorni sopra la mia testa, a casa mia, io vivo a Iglesias, tutti i giorni, a ore diverse del giorno perché i turni di lavoro sono alternati, si riposa solo di domenica, però tutti i giorni sopra la mia testa passano gli aerei che partono da Decimo, vanno a sparare a Capo Teulada e poi ritornano a Decimo. Sono gli aerei della Scuola Internazionale di Volo, passano tra l'altro sopra la verticale della fabbrica di bombe dove noi costruiamo e distribuiamo in giro per il mondo ad Humus Novas. Tutti sappiamo che la Sardegna è appunto invasa da servitù militari, senza parlare di quella più vicina a noi, il mare davanti alla costa di Quir, le basi. Dice Luigi, poi secondo me anche questo pensiero insomma percorre l'intervista, quindi rileggiamocela insomma. Dice: la qualità dell'economia è inseparabile dalla qualità della vita e dalla qualità della politica e viceversa. E qui si sta parlando all'inizio insomma della crisi economica, no? Del lavoro eccetera. Quindi lui dice: in sé per sé la fabbrica non è né buona né cattiva, può essere costruttiva o distruttiva dei beni comuni, può essere materiale o immateriale, o l'una e l'altra cosa insieme. Anche la guerra è una fabbrica, ma anche la pace è una fabbrica. Non commetterò l'errore di prima. Se ci opera. Tranquillo. Se ci opera. No, non leggo così non si sbaglia. Volevo solo aggiungere questo, che le riflessioni contenute nel libro dovevano essere materiali di confronto e di proposta politica in divenire, come spiegava bene Alberto prima, affrontando diversi temi apparentemente distanti ma che si tengono insieme per completarsi vicendevolmente. Il titolo provvisorio del libro era La fabbrica della rinascita, poi modificato molto efficacemente in il verde più rosso. I capitoli sono parecchi, sono oltre 20. In questi 20 capitoli sono poi le domande, le risposte, le elaborazioni, eccetera, che formano l'intero volume. Lo scopo di questa intervista, di questa cosa, lo spiegava bene Alberto, era quello di offrirlo come materiale di riflessione, di discussione, di confronto, come materiale di politica, di propaganda politica per le elezioni imminenti che si prevedeva ci fossero o nello stesso anno o l'anno successivo, delle regionali. Quindi era un qualcosa in divenire, non era un qualcosa di finito, però le vicende della vita sono quelle che sono e non c'è stato il tempo per lui di poter continuare la discussione, continuare l'elaborazione, continuare il confronto. E quindi tutti questi capitoli, queste sue riflessioni restano come materiale di confronto e di proposta per tutti quelli che vorranno servirsi di questo contributo straordinario offerto da Luigi, che riteneva la politica una cosa essenziale e perciò l'anima della vita, il terreno su cui si misura il valore delle persone. Questo corrobora, conferma quanto
diceva Alberto, che Luigi non era sposato con la moglie, era sposato con la politica. Noi lo accettiamo, questo suo lavoro, queste sue riflessioni, lo accettiamo come testamento politico per noi, per i sardi, per la Sardegna intera. Speriamo che venga messo per tutto. Sì, ricordo che per chi vuole acquistare il libro Luigi Pogoni, Il verde e il rosso, c'è il banchetto lì all'uscita e vi porterete a casa questo, giustamente questo testamento di cui ha parlato Pino, con tutte le riflessioni che sono state espresse stasera. Io saluto, non so se sono stata in grado di fare la moderatrice perché hanno parlato il tempo che hanno voluto, più o meno. Sì, sono indisciplinati, però ringrazio di cuore Remo Lai, Isili, Luigi Pizzalis, gli amici e le amiche di Isili per aver voluto questa serata, Livia Roversi per la provinciale, Barbara Lacco nella Presidenza della Comunità Montana, tutti voi che siete intervenuti per la pazienza e tutti coloro che sono intervenuti con i contributi. In chiusura anche io mi prendo la libertà di dire che forse tutti gli argomenti sono importanti, le battaglie sono importanti, ma io mi permetto di dire che la priorità oggi ce l'ha la nostra terra, altrimenti non potremo né vivere qui né batterci per tutto il resto. Questa è una mia... Grazie per il focus e altra volta